Abbiamo presentato una mozione per aprire immediatamente un tavolo tecnico per rivedere l'accordo sulla Pedemontana Veneta. Che cosa vuol dire? C'è un guadagno ad oggi che è spropositato e sbilanciato nei confronti del privato, che avrà 5 miliardi e mezzo di euro di guadagno garantito dalle nostre tasse. Questo è un fatto inaccettabile, ma non lo diciamo solo noi del Movimento 5 Stelle, lo dice anche la Corte dei Conti. Chiediamo immediatamente l'apertura di un tavolo tecnico, qualcosa che vada oltre la politica, perché deve andare a difendere il portafoglio e le tasse dei cittadini veneti, che ad oggi sono colpiti fortemente dal rischio grandissimo del contratto voluto dalla Regione per quest'opera. Lo chiediamo di fronte all'apertura che ha dato l'assessore De Berti alle infrastrutture e anche il presidente Zaia, quindi ora chiediamo se veramente hanno a cuore la possibilità di andare a tagliare questo guadagno enorme e spropositato del privato e andare in tutela dei cittadini. Torniamo a chiedere al Presidente della Regione di rivedere il contratto per la realizzazione pedemontana, perché qui si rischia di pagarla due volte, una volta con gli ulteriori 300 milioni messi dalla Regione e la seconda con delle tariffe che si presenteranno come pedaggi più alte anche di quelle del passante di Mestre. Torniamo a fare questa richiesta dopo le segnalazioni che la Corte dei Conti ha messo nero su bianco in fila, dicendo attenzione che qui il concessionario non rischia più nulla, rischia tutta la regione. Come gruppi di opposizione abbiamo chiesto questo tavolo che chiarisca una volta per tutte se le questioni legate e connesse alla pedemontana devono fare gli interessi del privato o sono un interesse pubblico. Abbiamo sollevato più volte che l'ultimo contratto stipulato dalla Regione Veneto va tutto a vantaggio dei privati, il rischio è a carico della Regione e si regalano 300 milioni, un mutuo che anche i nostri figli e i nipoti pagheranno. Quindi vogliamo un tavolo per discutere che sia trasparente, renda trasparente le scelte della Regione Veneto.